dato dimostrazione di un grande senso di civico. Questo comunque non ha portato assolutamente a niente. La cosa importante invece è quella della costituzione di questa nuova, diciamo, di dare l'opportunità alla mia persona, l'esecutivo che rappresento, incarico alla legale affinché veramente possiamo uscire fuori da una condizione che subiamo senza possibilità di intervenire in maniera importante. Noi avevamo pensato, insieme al vice sindaco, a cui devo dare atto della puntualità, della dedizione, del grande senso di responsabilità che ha dimostrato, di cercare effettivamente di eliminare dalla spesa quella parte di sanzioni che si sono portate avanti. Con questo non so quanti tempi e quanto sarà possibile, e soprattutto un altro aspetto, noi potevamo intervenire spazzando con personale nostro. Ci è stato detto assolutamente no. Carmelo Spinarelli, sindaco di Riposto, è stato per questo denunciato e soprattutto è stato condannato per danno erariale per aver pensato di ovviare inconvenienti di natura igienico-sanitaria, poi uno spazzamento che non viene di fatto realizzato, ma che comunque noi siamo costretti a subire e soprattutto a pagare. Poniamo i voti la proposta numero 35. Prego.